2 giorni del vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani in Veneto, in veste espressamente politica in quanto presidente di Forza Italia. Tema dei vari incontri, le riforme in atto dalle zone economiche speciali al presidenzialismo. Nazione che deve permettere al nostro Paese di avere equilibrio tra nord, centro e sud. Andremo avanti, io mi auguro che questa seconda riforma possa essere approvata in tempi brevi. La terza riforma è quella della giustizia, riforma della giustizia civile e penale. La riforma della giustizia penale, perché noi siamo favorevoli alla separazione delle carriere? Perché vogliamo che accusa e difesa abbiano le stesse possibilità e gli stessi poteri per sostenere tesi contrapposte. Essere garantisti, lo voglio dire in maniera molto chiara, non significa essere per tutti a casa onesti e disonesti. Significa un'altra cosa, che nessun innocente deve essere condannato. Chi è colpevole è giusto che sia condannato e finisca in galera. Perché a volte c'è l'interpretazione che noi vogliamo tutti liberi, non è così. Il premierato è stata un'idea di Berlusconi fin dal 1995 e ha due obiettivi: quello di garantire la stabilità del governo e quello di ridare voce ai cittadini che per troppo tempo hanno visto il loro voto finire nel cestino, nel senso che c'è stato un disallineamento tra volontà degli elettori e forma di governo, e questo ha provocato una grande disaffezione nei confronti della politica e un galoppante astensionismo che costituisce un deficit per la democrazia. Gianni Letta ha parlato di ridimensionamento del ruolo del Presidente della Repubblica. È questo o altro? Non c'è nessuna prerogativa del Presidente della Repubblica che sia stata tolta. La Costituzione in 9 articoli prevede tutti i poteri del Capo dello Stato e nessuno di questi è stato toccato. Le parole di Gianni Letta sono state strumentalizzate dalle opposizioni perché Gianni Letta ha fatto un discorso di carattere teorico, nel senso di vedere il rapporto fra due poteri, quello del Presidente della Repubblica e quello del Presidente del Consiglio. Lei è padovana, ci sarà il funerale di Giulia Cecchettin qui a Padova. Da donna, da ministro e da avvocato, come ha vissuto questa vicenda e cosa pensa come pensa si possa intervenire per sanare questa situazione che sembra ogni giorno peggiore? Devo dire che occorre una grande rivoluzione culturale, perché le leggi sono necessarie ma non sufficienti, perché occorre che ci sia da parte della società e degli uomini prima quella emancipazione di carattere culturale che le donne faticosamente hanno conquistato, ma non hanno trovato la stessa corrispondenza appunto negli uomini e nella società.